Antonio Patti, medico, intellettuale poliedrico, scrittore e critico letterario, cittadino benemerito di Favara, prematuramente scomparso nel mese di agosto, è stato ricordato nel corso di una serata a lui dedicata, organizzata dal Centro Culturale Renato Guttuso e dal Comune di Favara. Patologo clinico, specializzato in igiene e medicina preventiva ed in ematologia, Antonio Patti, classe 1950, ha sempre unito il suo lavoro alle sue passioni, due su tutte, l'amore per le piante e la scrittura. Da 25 anni era il presidente delle giurie del premio letterario Ignazio Buttitta, promosso proprio dal Centro Culturale Guttuso di Favara. Solo un omaggio doveroso ma sentito al massimo, perché Antonio Patti per il Centro Guttuso, e dico anche per me personalmente, era una persona meravigliosa, una persona per bene in tutti i sensi. Il premio Buttitta, infatti, come anche tutte le altre iniziative, ma soprattutto il premio Buttitta, è quello che è oggi un premio riconosciuto a livello nazionale per la sua credibilità, per tutto quello, diciamo, che riusciamo a dare, lo dobbiamo solo e esclusivamente ad Antonio, perché era preparato, disponibile, ma soprattutto corretto sotto tutti i punti di vista. Nessun premio è stato mai regalato, nessun favore fatto agli amici. Antonio era grande sia culturalmente, ma anche umanamente. Antonio dava tutto in maniera, diciamo, gratuita, con semplicità. La sua cultura era per tutti, il suo amore per le piante era per tutti, tutto quello che lui amava, e amava tutto, lo dava agli altri con un piacere immenso. Eh sì, per noi era quasi un dovere, ma in realtà è stato un piacere. Ricordare una persona speciale come Antonio Patti, che ha dato tantissimo alla nostra città, ricordare una persona che in diversissimi campi è ricordato sempre come una delle più preparate, una delle più capaci. Stasera è venuto fuori veramente un ritratto di Antonio Patti, di una persona spettacolare, brava, capace, umana, competente, con uno spirito di sacrificio, uno spirito di rispetto delle istituzioni e della cultura fuori dal comune. È stato veramente un paio d'ore che sono volate via fra aneddoti, fra ricordi, fra sorrisi e qualche lacrima, perché purtroppo lo ricordiamo e lo piangiamo tutti veramente con grande commozione. La poliedrica figura di Antonio Patti è stata ricordata da amici e colleghi, intellettuali e scrittori che hanno raccontato aneddoti e ripercorso il suo cammino umano e professionale fin dai tempi del liceo. Enzo Alessi, Umberto Re, Santo Pitruzzella, Mimmo Russello, Simona Carisi, Angelita Butera, Alessandra Grassi, Daniela Spalanca, Antonio Liotta. Nel corso della serata, coordinata da Giuseppe Piscopo, omaggi musicali ed artistici per Antonio Patti sono arrivati da Stefano Tesè, Lia Rocco, Liliana Arrigo, Mimmo Galletto. Al termine della serata una targa in ricordo è stata donata alla moglie Mimma Minio, con l'impegno di tutti a proseguire le azioni che Antonio Patti ha portato avanti per ricordarlo a futura memoria. La prima cosa che permetterà di avere ricordo è l'intestazione del giardino del castello ad Antonio Patti. Sarà sistemato con le piante che Antonio coltivava e quindi sarà visitabile appena si completeranno i lavori qui all'interno del castello. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, come editore Medinova, e Antonio è stato il mio più grande e valido collaboratore, farò un convegno, Medinova farà un convegno dedicato tutto ad Antonio, e contemporaneamente ci sarà la pubblicazione di lavori che lui ha fatto sia per la Medinova, e lavori inediti che ancora aspettano di essere pubblicati. Ha scritto tante cose, questi materiali prestissimo io riuscirò ad averli e permetteranno di poter avere mettere a disposizione di tutta la comunità le opere di Antonio Patti.
Sicuramente noi del premio Buttitta e della giuria, in particolare sezione Libra, abbiamo il dovere di ricordare Antonio e di farlo proprio portando ancora più avanti le iniziative del Buttitta, portando avanti tanti scrittori di talento ai quali Antonio teneva particolarmente. Un impegno proprio per ribadire quanto Antonio amasse la cultura, quanto Antonio amasse la scrittura. L'amore per la botanica e per le piante non si esauriva mai soltanto in quest'ambito, perché Antonio era in grado di spaziare da una pianta, saperla collegare alle citazioni letterarie, all'uso di alcune forme in matematica, alla storia dell'arte, alla musica, insomma, come giustamente è stato definito questa sera, un intellettuale poliedrico, eclettico, che ha lasciato e lascerà tanto. Una parola che lo caratterizza è la parola cura. Antonio ha avuto una grande cura per la sua famiglia, una cura come medico per i suoi pazienti, da intellettuale una cura per questa città, per Favara, che lui amava tantissimo, e da uomo libero una grande cura, un grande amore per le sue piante.